lettura di questo ordine del giorno e lo darò per letto. Presentando questo ordine del giorno noi volevamo mettere l'accento su una questione. Il Servizio Sanitario Regionale non è solo un'organizzazione, non sono solo scatole, ma è fatto da persone che sono la vera risorsa che abbiamo nel sistema sanitario regionale, la vera risorsa che va valorizzata e incentivata. Sappiamo benissimo che ci sono delle grosse criticità a riguardo anche. C'è una grossa percentuale di persone inabili al lavoro in vario grado, soprattutto nelle strutture ospedaliere. Sappiamo anche che il costo del personale è aumentato, però sappiamo anche che ci sono tutta una serie di cose che si possono fare per mettere in condizioni gli operatori di lavorare meglio, quindi migliorare il clima, migliorare quello che è l'accesso ai diritti come quello della mensa, rendendo più elastici anche i turni per consentire di fornire un servizio migliore. Nell'ottica di voler valorizzare le risorse umane, noi presentiamo questo emendamento sperando che sia accolto dalla Giunta. Grazie. Bene, grazie. La Giunta. Su questo tema, che peraltro è inserito nei principi e nelle finalità, devo dire che io lo condivido, anche perché il tema delle risorse umane è un tema che a me è anche caro. Ho anche lavorato in precedenza proprio sulla modifica dei sistemi di valutazione perché vadano nella direzione più della meritocrazia e perché si esca dal sistema pioggia, per cui sono assolutamente d'accordo. Avevo qualche perplessità sulla questione delle mense perché potrebbe essere un problema normativo o contrattuale, però sul principio dell'omogeneità di trattamento anche su questi benefici ovviamente non posso non essere d'accordo. Grazie, quindi viene accolto, mentre invece l'ordine del giorno numero 1 mi sembra non è stato accolto dalla Giunta, per cui viene messo ai voti. Ah, già fatto, perfetto. Fatto, perfetto. Allora, a questo punto siamo alle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego iscriversi, ovviamente uno per gruppo. Se non ci sono dichiarazioni di voto, visto il dibattito è stato importante. C'è? Allora, ho detto... Ah, ecco, prenotati. Benissimo. Allora, la parola al consigliere Ussai. Grazie Presidente. Dopo 2 giorni di scarmaglie tra destra e sinistra, partendo dai bisogni della salute dei cittadini, passando a quello degli animali, sinceramente ci viene in mente quella frase che dice: la salute non è né di destra né di sinistra. Al cittadino non interessa che un chirurgo sia del PDL o che sia del PD, gli basta che sia un buon chirurgo. Non interessa che ci siano 3 o 6 aziende, gli basta non essere abbandonato a se stesso e di trovare un percorso di cura che garantisca il diritto alla salute. Pertanto, partendo quindi da un approccio meno ideologico, che si basi sull'evidenza scientifica, cioè su quello che veramente funziona, ma anche su un'altra evidenza, sull'evidenza che la salute non è una merce e non deve essere trattata come tale. Siamo contrari al guadagno sulla salute. È vero, negli Stati Uniti ci sono molte eccellenze, ma guardiamo qual è l'accesso medio della popolazione al servizio sanitario. Bisogna garantire l'accesso della cura a tutti i cittadini e non solo a chi se lo può permettere, partendo anzi da quelli più deboli. Posso chiedere? Presidente, grazie. Parlando di il collega Ussai, per cortesia, se ci sono dei capannelli, almeno fuori. Allora. Parlando di perequazione, vorrei ripetere quello che ho detto in Commissione. Non è equo dare a tutti in modo uguale. Non è equo, e lo chiedo consiglio a Travanut. Bisogna dare in base al bisogno. Allora, iniziamo appunto dalla valutazione dei bisogni, dalla valutazione degli esiti e dell'appropriatezza delle prestazioni, per arrivare a una riforma partecipata che abbia il coraggio di fare scelte non facili.
Questa sarà una buona riforma se sarà condivisa con i cittadini e con gli operatori e se usciremo da logiche egoistiche, spartitorie e di consenso, mettendo al primo posto il bene e la salute dei cittadini. Fiduciosi che questo possa avvenire, voteremo favorevolmente a questo disegno di legge. Grazie. Grazie, prego, consigliere.